Ma che Bonfà è il titolo di questa mostra allestita alla casa di Rigoletto. Carlo Bonfà 3 anni fa ci lasciava e ci ha lasciato un'eredità straordinaria, delle opere ironiche, delle opere molto dense di significati, tutte basate sul gioco, sulla cosa più seria che esiste in questo mondo, cioè il gioco fatto per bene, fatto con cura, fatto con intelligenza. E le sue opere sono anche profondissime, ci ricordano i temi fondamentali della nostra esistenza, non dimentica nessuna delle emergenze di questo periodo, di questa terra. Sembrano delle cose create negli ultimi giorni, eppure sono magari opere di 15-20 anni fa, quando queste tematiche non erano ancora assolutamente d'avanguardia, diciamo. Ragionando per assurdo, diciamo che è una sorta di orologiaio dell'assurdo, appunto, che crea questi meccanismi, queste trappole visive in cui la gente cade inevitabilmente, ma in cui cade pure lui. È come uno stratega che, sbagliando le misure di una manovra tenaglia, si autocattura. Lui rimane catturato dal suo stesso gioco, dalla sua stessa ironia. È una mostra quindi molto interessante, paradossale, anche se meno paradossale della realtà che stiamo vivendo. Basti pensare a queste mine per bambini che lui realizza, queste a forma di torta, no? Che sono veramente una pallida idea di quello che sta avvenendo, ad esempio, in Palestina. I grandi artisti, con le loro opere, sanno parlare a livello universale e sanno narrare delle cose che accadranno magari in un futuro. Quindi queste sono opere di 15, 20, 30 anni fa che già contenevano una critica alla società di oggi. La mostra è suddivisa in 4 spazi che percorrono gli anni in cui nostro padre ha percorso le sue, insomma, il tempo e le opere, e descrivono quindi tutti i periodi della sua produzione artistica, a partire dagli anni 70 nella prima sala e gli anni 80. Nella seconda sala si parla degli anni 90 e del 2000, fino ad arrivare nella terza sala ai primi anni del 2000 fino al 2010, e l'ultima sala arriva all'ultima produzione artistica, quella più vicino a noi, che è quella che ha a che fare di più con le guerre e i dispositivi per giocare alla guerra, giocare come contrasto alle guerre vere e proprie. La cosa che ci piaceva di questa mostra era portare l'idea di gioco che aveva nostro padre, l'idea di colore che ci ha sempre provato a trasmettere anche in casa, e quindi noi speriamo vivamente che venga di fatto trasmesso questa sensazione, questa idea che lui aveva della vita, e che la magia delle sue opere traspaia dai muri di questo bellissimo spazio. Una mostra comunque godibilissima, leggera, bella, con delle cose piacevolissime e al tempo stesso estremamente corpose, estremamente interessanti e intelligenti.